grande afflusso di pubblico ha accolto il concerto di Misa Tango tenutosi domenica 11 gennaio nella suggestiva chiesa di San Martino e Rosa a Conegliano. L'evento ha visto un prezioso insieme di talenti musicali che hanno reso omaggio all'opera del compositore argentino Martin Palmieri. Molti gli interpreti, l'insieme vocale Città di Conegliano, diretto da Laura Fabbro, la corale Vincenzo Ruffo di Sacile, sotto la direzione di Alberto Polesel, l'ensemble Armonia di Cordenons, guidato da Patrizia Avo. L'orchestra dell'Accademia Musicale Naonis di Pordenone, diretta dal maestro Alberto Polesel, che ha saputo accompagnare gli artisti in questo viaggio sonoro tra fede e passione. A brillare come solisti sono stati la soprano Anna Giulia Bonizzato, al pianoforte Maria Tea Lusso e al bandoneon Mirko Satto, i quali hanno saputo incantare il pubblico con le loro interpretazioni. La Misa Tango, composta nel 1966, si distingue per la sua originalità all'interno del panorama della musica sacra contemporanea. Palmieri riesce a intrecciare due mondi apparentemente distanti, la tradizione liturgica cristiana e l'intensità emotiva del tango nuevo. Questa fusione dà vita a un linguaggio musicale vibrante e profondamente espressivo, capace di coinvolgere gli ascoltatori in un'esperienza unica. L'ottima riuscita dell'evento testimonia l'interesse crescente per opere come la Misa Tango, in grado di attrarre non solo appassionati di musica sacra, ma anche i cultori del tango.